Buongiorno a tutti, sono Francesco Zuin e sono un docente di glottologia e linguistica all'Università di Udine. Oggi sono qui per parlarvi di un fenomeno che ha profondamente plasmato la fisionomia del territorio friulano, vale a dire l'emigrazione. Infatti il Friuli negli ultimi 2 secoli è stato teatro di un profondo flusso migratorio che ha portato un numero consistente di friulani ad abbandonare il territorio, il loro paese natio, per trasferirsi in cerca di fortuna all'estero. Non ci sono statistiche chiare su quanti friulani abbiano abbandonato il territorio in cerca di una vita migliore all'estero, ma basti pensare che alcune di queste statistiche individuano solo per il periodo 1870-1945 un totale di 1.700.000 partenze. Se consideriamo che al giorno d'oggi la regione Friuli-Venezia Giulia conta 1.300.000 abitanti, questo fa sì che ai di fuori dei confini regionali c'è un intero popolo, un'intera patria friulana dispersa all'estero. Il fenomeno della migrazione è un fenomeno complesso e variegato che ha molte sfaccettature e molte variabili. Innanzitutto una variabile cronologica. Possiamo individuare nell'emigrazione friulana 3 grandi fasi. La prima fase va dal 1870 al 1914, è la cosiddetta grande emigrazione. Un numero estremamente consistente di friulani in questo periodo abbandonarono il territorio per recarsi in località estere e in altri paesi europei, principalmente quelli del mondo germanico, tedesco e mitteleuropeo, ma anche in località prima mai frequentate, quali il Sud America, il Nord America e il Canada. Una seconda fase migratoria ha invece preso avvio negli anni 20 e si è conclusa nel 1945. È un'emigrazione che, pur non disdegnando il Sud America e il Nord America, si è diretta con maggiore intensità verso paesi europei quali la Francia, l'Olanda, l'Inghilterra e via dicendo, dove la manodopera a basso costo era molto richiesta. Infine, una terza ondata migratoria si colloca dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, fino alla fine degli anni 70. Vengono privilegiate anche qui località europee e si apre però anche la grande migrazione verso l'Australia. Con gli anni 80 poi la migrazione si ferma, il boom economico arriva anche in Friuli, la regione vede un notevole sviluppo e quindi la necessità di emigrare per trovare fortuna altrove diminuisce. Varianti quindi abbiamo detto cronologiche, ma sussistono anche varianti geografiche. Noi sappiamo che i friulani sono emigrati bene o male in quasi tutto il mondo. Questo ce lo testimoniano i numerosi Foglars Furlan che troviamo all'estero. Abbiamo Foglars, decine e decine di Foglars nel Sud America, in Argentina, in Brasile, in Uruguay, in Venezuela, così come anche nel Nord America, nel Canada, ma anche in località apparentemente più esotiche. Pensate che addirittura esiste una presenza friulana in Sudafrica e una molto consistente in Australia. Una terza variabile è invece legata al tipo di realtà in cui questi emigrati si trovarono a inserirsi. Abbiamo 2 grandi partizioni. Da una parte abbiamo emigranti che si mossero nelle grandi realtà urbane, nelle grandi metropoli d'oltreoceano ed Europa. Qui sfruttarono la loro esperienza di scalpellini, di manovali, di muratori e contribuirono in modo significativo a plasmare la fisionomia urbana di queste realtà. Un secondo grande gruppo invece è costituito da quei migranti per lo più contadini che si spostarono in aree disabitate col fine di mettere a frutto e mettere a coltura territori prima selvaggi. Abbiamo decine di colonie di migranti rurali e agricole fondate esclusivamente dall'elemento friulano sia in Sud America, sia in Nord America, sia in Australia. Quando emigrarono, questi emigrati erano spesso semi-analfabeti, avevano poca conoscenza dell'italiano e la loro lingua madre era appunto il friulano. L'attaccamento alla patria abbandonata e alla lingua si è esplicato nella trasmissione che questi emigranti fecero della propria lingua ai loro discendenti, ai figli e ai nipoti, tanto che in molte realtà i nipoti di questi emigrati friulani tuttora padroneggiano a vari livelli
il friulano o l'italiano. Questo è emerso da una recente ricerca che abbiamo condotto nel paese di Avellaneda, una località nella provincia di Santa Fe in Argentina, fondata esclusivamente da emigrati friulani e da qualche emigrato proveniente dalla provincia di Trento. Un'indagine sociolinguistica che ha mostrato non solo come i discendenti friulani di Avellaneda siano estremamente fieri e legati alla loro origine appunto friulana, mantenendo tradizioni e folklore e però non disdegnando anche un sentimento di appartenenza argentina. Non solo questo, ma tali emigrati, tali discendenti mostrano anche di aver mantenuto a vari livelli e il codice friulano, che però è in via di sparizione, ma anche il codice italiano. Ecco perché, per far sì che queste esperienze, per far sì che queste pillole di friulanità e di italianità all'estero sopravvivano allo scorrere del tempo, progetti come valori identitari e imprenditorialità hanno una funzione fondamentale. Grazie.